Il percorso Evoluzione della sismicità è proposto dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, attraverso la sezione Centro di Ricerche Sismologiche, CRS. L'OGS è un ente pubblico di ricerca nazionale ed internazionale e la sezione CRS effettua il monitoraggio e l'allerta sismica dell'Italia nord-orientale. Si occupa quindi delle sequenze sismiche, di sismologia applicata alla riduzione del rischio sismico, della stima dello scuotimento del suolo e dell'interazione tra suolo e struttura. Il percorso Evoluzione della sismicità si rivolge agli studenti del liceo scientifico, nel percorso tradizionale o a indirizzo scienze applicate, e degli studenti degli istituti tecnici in cui la parte di matematica o programmazione sia rilevante. Sono infatti preferibili nozioni di base di matematica, fisica e informatica. Gli studenti potranno acquisire e sviluppare competenze professionali di gestione delle attività di rilevazione ed elaborazione statistica dei dati, svolgendo attività che vanno dalla formazione sui processi sismici all'utilizzo di programmi per la loro rilevazione e analisi. Al termine dell'attività, gli studenti presenteranno i risultati ottenuti. Il percorso, di durata flessibile fino a un totale di 80 ore, si svolgerà a Udine ed è proposto nel periodo da gennaio a marzo, con l'eccezione delle vacanze scolastiche di febbraio. Il dettaglio del percorso è disponibile nella scheda informativa.